Ricci. Rieccoci in diretta. Allora stiamo parlando del Veneto che ha abbracciato la montagna in questi mesi dopo la tempesta Vaia, e nel particolare stiamo parlando delle canzoni per Vaia e per la gente che ha subito la tempesta Vaia. Torniamo a Giampaolo. Allora, come è nato il progetto di Belluno Alza la Voce? Sono una cinquantina di persone, no? Sì, più o meno sono 50, forse qualcosina in più anche. È nato fondamentalmente in realtà tutto da un post su Facebook di un musicista, un chitarrista che è Alessandro Casol, che lui sta a Milano, vive a Milano da un po' di anni e a un certo punto ha smesso di sentire tutti i suoi amici, perché ovviamente era andato via internet e anche i telefoni non funzionavano più, e quindi è iniziato a preoccuparsi, e quando gli sono iniziate ad arrivare le immagini ha subito pensato che era lontano e non poteva fare niente. La cosa che gli è venuta in mente è: io so fare musica, e quindi proviamo a chiedere a qualcun altro se vuole fare qualcosa con me, e quindi ha lanciato semplicemente una provocazione su Facebook dicendo: facciamo un disco tutti insieme per tirare su dei fondi. E in realtà secondo me lui non si rendeva conto che aveva lanciato una bomba, perché nel giro di poche ore centinaia di commenti gli sono arrivati, e nel giro di 2 giorni siamo riusciti a mettere in piedi praticamente quello che è il gruppo organizzativo di Belluno Alza la Voce, che siamo io, appunto Alessandro Casol, Davide De Faveri, Andrea Albano e Paolo Fornasier. Loro sono 4 musicisti e a me mi hanno coinvolto per la questione dello studio di registrazione che gestisco presso la Scuola Amici della Musica di Ponte nelle Alpi, e che era lo spazio più idoneo per poter registrare e soprattutto per poter accogliere 50 persone. Capitava anche a voi, come è capitato al sindaco, che questo esperimento è anche una specie di catarsi, cioè è un modo anche per far uscire quello che c'era dentro? Sì, assolutamente sì. Quello che dicevi prima sul fatto del silenzio, no? Che siamo sempre stati abituati a rimboccarci le maniche e a lavorare. Il motivo poi per cui la canzone si chiama Alziamo la voce in realtà è proprio per contrastare questa cosa. Cioè è vero che noi siamo quelli che si tirano sulle maniche, però siamo anche noi delle, chiamiamole, vittime, che però vogliono in qualche modo rialzare la testa e andare avanti, e l'unico modo che abbiamo pensato di poter utilizzare è quello di fare quello che sappiamo fare, cioè fare della musica. Quanto avete raccolto? Circa 16.000 euro fino adesso. In realtà sono chiuse le donazioni, però. Ok, c'è, mi viene un pensiero, l'idea di fare un anno dopo qualcos'altro? Allora, sì, c'è l'idea di fare qualcos'altro, è un progetto che è già iniziato quest'estate e che vedrà luce, credo, nell'arco di un mese massimo. Non si tratta di un'altra canzone, ovviamente, perché sarebbe stato un po' banale, ma l'idea è quella di andare oltre quello che è stato Alziamo la Voce, e di promuovere il territorio per quello che è, e quindi nella sua natura, e mischiare la natura con la musica. Quindi sarà un progetto che vedrà dei musicisti singoli all'interno di vari contesti naturali che proporranno brani loro, fondamentalmente. Torniamo al sindaco cantante, in questo caso, musicista, autore, diciamo. Quanto ci ha messo a scrivere, l'abbiamo detto? Ma questa canzone qui è nata di getto, proprio penso nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, cosa che succede, cioè negli altri brani ci ho messo un po' più tempo per... Dov'era? Si ricorda dov'era quando ha avuto questa... A casa, e mi sono venuti in mente delle frasi da mettere giù, sono corso giù nella piccola taverna. Questo mi affascina, no? È una cosa che viene improvvisamente, una specie di onda. Poi a dire il vero io avevo già altri brani che avevo scritto negli anni 90, ma poi per vari motivi sono rimasti lì nel cassetto, li ho ripresi, li ho fatti sentire, erano brani vecchi che andavano un po' ringiovaniti anche dal punto di vista dell'arrangiamento, così. Poi ripeto, la passione, parte tutto da lì, dalla passione. E poi il resto con un po' di impegno e un po' di volontà e le persone giuste, e musicisti giusti, perché io non sono un musicista professionista, certo, cioè, certo. Ho studiato sì un po' di fisarmonica, ho fatto un po' di solfeggio da ragazzo, la leggo, la musica la leggo, però per rispetto dei veri musicisti, insomma, io sono un dilettante, ecco, quindi mi diletto appunto. E l'importante è poi, la sfida è quella di vedere un po' l'emozione che riesce a trasmettere la musica. Quando l'ha cantata agli altri sindaci, che emozioni ha visto? Infatti li ho visti soddisfatti, li ho visti contenti, emozionati, perché comunque la canzone dava quel messaggio lì, insomma, di
non di demoralizzarsi, però di tirarsi sulle maniche, come diceva È vero, come diceva Giampaolo, che forse c'è troppo questo luogo comune della gente di montagna che si tira sulle maniche, però voglio dire, quando è il momento di aiutarla bisogna aiutarla, insomma, non è che si può arrangiare da sola. Abbiamo avuto, diciamo, una solidarietà pazzesca anche da fuori provincia, quindi tantissimi comuni delle province di Treviso, Venezia, cioè c'è stata una solidarietà pazzesca. Però io spezzerei una lancia proprio per la provincia di Belluno, che spesso ci lamentiamo, non c'è mai niente di qua e di là. Io ho scoperto, anche prima di Vaia, insomma, abbiamo parecchi musicisti, c'è un sacco di, veramente tanti giovani che cantano, suonano benissimo, sono bravissimi, alcuni magari si sono già fatti un po' più notare di altri, però voglio dire, rispetto, per essere una provincia di montagna, siamo pochi e diciamo viviamo in un contesto territoriale molto disagiato, si riesce a esprimere, io ho una certa età, insomma, voglio dire, sono ancora giovane, ho ancora qualcosa da dare, però per un ragazzo di 20 anni noi abbiamo organizzato, io ho proposto alla Proloco, alle associazioni del posto, di fare i venerdì in musica, abbiamo noleggiato un pianoforte, cioè per me la musica deve essere anche uno strumento di promozione del territorio e vedere tuo figlio che invece di stare 2 ore al cellulare, come succede anche nel mio caso, 2 anni di batteria, comunque se gli è fatti un po' di gavetta, vedere questi ragazzi che si impegnano nella musica per stare insieme, per socializzare, quindi per me la musica veramente ti salva la vita da tutti i punti di vista, quindi tutte le occasioni sono buone per portare un po' di anche allegria, anche di emozione, perché la musica non è solo malinconia, è anche gioia, ci sono anche dei brani un po' divertenti in questo CD, insomma non è tutta una lacrima. Bisogna guardare insomma anche oltre, no? Però l'importante è che passi il messaggio che non siamo proprio 4 disperati che vivono in mezzo alle montagne, noi abbiamo tanto da dare e lo stiamo dimostrando e loro, specialmente i giovani, lo stanno dimostrando che ci sono delle potenzialità. Però peraltro noi abbiamo un giovane che diciamo, si dice sempre, no? La montagna, i giovani vanno via dalla montagna, che ha scelto di tornare nella montagna dove sì, è cresciuto. Esatto, di tornare e restare. Un cervello di ritorno, diciamo, perché tu... cervello... non vorrei esagerare, però no, io ho fatto qualche anno a Bologna all'università e lì ho capito che forse la città non faceva per me e che invece in realtà a Belluno si sta bene. Ci sono tante cose da fare, nel senso che andrebbero fatte. È un altro luogo comune quello dei giovani che vanno via, oppure è vero? No, è vero. Purtroppo è vero e secondo me anche nell'ambito musicale questa cosa si vede un po', nel senso che manca un po' quella, come si dice, l'occasione che può avere un musicista di suonare da qualche parte. A Belluno purtroppo manca e quindi probabilmente tanti vanno a studiare fuori proprio perché dicono vabbè, almeno suono, però lo faccio da un'altra parte. Vediamo, siamo quasi in chiusura, però volevo chiedervi, vediamo all'oggi, abbiamo detto un anno dopo, la montagna è ancora molto ferita in quelle zone, molto è stato fatto, 500 milioni di cantieri aperti, ricordava oggi il governatore Zaia nella appunto la situazione che ha fatto a Venezia, il capo della Protezione Civile Nazionale che era presente, insomma ha detto avete fatto un lavoro straordinario, però molto c'è ancora da fare. Vedendo oggi il territorio, insomma, colpito, qual è la sensazione? Per me è strana. A me è capitato fra l'altro un mese fa di andare a fare un giro in montagna per lavoro e ho fatto praticamente 3 ore in mezzo agli alberi caduti nel Lagordino e fa male anche perché vedere comunque un territorio così bello completamente distrutto e che non si sa fino a quanto rimarrà là, perché non è che è possibile spostare tutto quanto, almeno per me ancora è parecchio sconfortante vedere quelle scene. Sì, d'accordo. Sì, ecco, io approfitto anche del mio ruolo di sindaco, certo, assolutamente. Ancora per qualche mese diciamo, però ci tengo anche a ringraziare tutta la struttura della regione, dall'assessore Botacin al presidente Zaia e tutte le strutture, tutti i dirigenti tecnici, adesso non c'è il tempo di ringraziarli tutti, però approfitto dell'occasione perché abbiamo avuto un supporto che
importantissimo, cioè vitale. Senza l'aiuto dei tecnici della Regione e del supporto tecnico, logistico, di strutture che per fare anche le progettazioni, per riuscire ad arrivare alla fatidica data del 30 settembre per poter appaltare certo. dei lavori, perché comunque il Comune di Vigo rispetto ad altri comuni siamo stati anche fortunati, però qualche milione di euro dei danni li abbiamo subito anche noi, e senza una struttura che la Regione ci ha messo a disposizione non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. E approfitto per dire anche che c'è lavoro per i prossimi decenni e che i cittadini si mettano pure il cuore in pace, che anzi, se vogliono dare una mano, nel senso, c'è lavoro, ce n'è per tutti per i prossimi decenni, da tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'amministrazione, delle associazioni, quindi cerchiamo appunto di essere seri e lasciare a parte le polemiche e cominciare a ragionare che c'è un futuro che ci aspetta e non possiamo più permetterci un segnale forte indietro, quello che ci ha dato Vaia, insomma. È un segnale forte. Allora io saluto e ringrazio tantissimo Giampaolo Rossi, grazie per essere stato con noi. Allora, un nuovo progetto fra qualche mese, sì. Musica e riscoperta del territorio. Un CD in uscita, eccolo qua, Gente di Montagna, del sindaco Mauro da Rimbettina, che io sono disponibile, mi rendo disponibile per certo, tutto quanto serate. Anche ovviamente, perché la musica è vita, la musica è rinascita. Grazie per averci seguito, grazie ai nostri ospiti e arrivederci.